La terza dì, finì di preà, si diava la montura di sierve e si mette intorno tutto il sflandor de sue incariche. Diventate così di una bellezza sflandorose, dopo di aver clamato il Dio calvegle sum duc e iu salve, e chiole da ursi dos siervis. Si era poiade tordiune, come la sansi là, bielche che atre aiere da ur che tenive sul mant. Il suo splendor acchiappava in mo più color per via de sua bellezza, e la musa era tutte contente, come chiappate dall'amor, intanto che il suo cur ali era testrente depore. Passati su une da urdi che atre tutti li quartis, si chiattà presenza del re. Lui ali era sentato sulla sua sente real, vistut con tutti i forniments des più grandi cerimonis, d'ullusin di aur e di pieris preziosis, e aveva una quarnadura che al faceva spavento. All'alcià la musa sfolgorante di maestà e al chialaio un colpo di grande rabbia. La regina si sentiva venire in bast, si sblanchiò di tutto il suo colore e poi al chiave tor de sua serve che lo accompagnava. Ma Dio al mudà in benvolé il cur del re e lui, tutto intrifatto, al petaio decente, l'ha chiappata ai suoi bracci e la tegnì su finché non torna di cá. E dava spirito con parole splenes di confuar dicendo: «Poce has tu, mo Ester, io soy tuo fradi, fasiti forte, che non tu has di morimi. Il nostro ordine alle donne peint ordinarie, ven chi d'ogni di me. Alciate il baston d'aur, lo poia sul quel die, le busse e i dis, contimi tutto. Io rispondè: ti hai veduto paron tanche un agnol di Dio, e il mio cur all'attaccata sbalsami denande to glorie, perché tu sei un spettacolo, paron, e tu hai una musica inchiante. Ma intanto che fevelave, ecco là in svenimento. Il re al chiappapore e tutta la int che lo contornava e spesseava ciri di farle tornare di cá. Allora il re gli disse: «C'è usto, Ester? C'è asto di domandarmi? Se tu mi domandi magari miec dal mio ream, tu lo varas». Gli risponde Ester: «Se il re è così ben disposto, che al vegni vuoi con a man al gustà che Ester gli aveva prontato». Disse al re: «Clamai subito a man, perché ha dit Ester». E così il re con a man al gustà che Ester aveva prontato. Intanto che si era da ora beve il vin, il re disse a Ester: «C'è robe asto di domandarmi? Ti sarà date. C'è usto ve, anche se al fos miec dal mio ream, al sarà fatto». Gli risponde Ester: «Vece che io domandi o brami, se il re mi ha aggrato e se pare al re di dammi ciò che io domandi e di soddisfami, in ciò che io brami, che vegni il re a man anche domani al gustà che io prontarai, e io o risponderai alla domanda del re». In quel di a man ali es tutto contento e col cur legri, ma appena che viodè sulla parte del re Mardocheo, che non lieve in pings e che non si ciugnava presenza di lui, e petà io sulla fumata contro di Mardocheo. Ma Aman si strategnì. Alle chiese, al mandà clamare i suoi amici e Zeres la sua femmina. Aman urfevelà dal splendor de suoi ricchezze, dal numero spropositato dai suoi figli, di tutto ciò che il re aveva fatto per lui, per farlo grande, e dice molto che aveva alzato per asore dai suoi restanti e dai famigli del re. Al giuntà, anche la regina Ester, al gustà che ha fatto, non ha invidiato insieme al re nessun altro fuor di me, ma anche domani sono invitato al gustà, lì die, insieme col re. Però tutto non mi basta finché vi darai Mardocheo, il giudeo, sentato sulla porta del re. Allora Zeres, la sua femmina, e tutti i suoi amici disero che si pronti un pa al 50 come dons e tu domandi buon'ore, tu disi, se re, di picchiare intorno Mardocheo. Poi dopo tu vas contento e soddisfatto al gustà insieme col re. La roba i plasè a man, che al fa sprontare il pal.